Buongiorno people, e indovinate con chi sono? Con Gianluca sempre. Best Explorer, Best Lui, Explorer. perché lui non c'ha la bicicletta, anzi ce l'ha ma non la vuole usare, allora bisogna andare via a piedi con lui. Dai, che porto sempre in bei posti. Sì, lui mi porta sempre in bei posti. Comunque adesso andiamo a fare il giro delle Malghe o qualcosa del genere. Certe volte insegno anche qualche taglio, qualche trucco, qualche sentiero. Ce n'è uno bello qua sopra che è parallelo a questa stradina qua, il Policreti. Rampi Park è proprio lì dietro, si vede a malapena. 21 primo giorno di primavera e stiamo andando a fare un'escursione qui sul Giro delle Malghe a Piancavallo per festeggiare appunto l'arrivo della primavera che verrà. Come potete vedere c'è nebbia, nuvolo e da domani verrà brutto tempo. Comunque ne approfittiamo oggi per farci un giro. Qua adesso siamo quasi a Casera Colalto, a sinistra, di là c'è il Belvedere, che è il Belvedere della nebbia ovviamente. Adesso noi andremo giù di là. Ora sbuchiamo sulla strada e prendiamo il sentiero qua davanti, quello che ho fatto in bici l'altra volta. Volendo si poteva venire a parcheggiare qua. No, si sta benissimo, specialmente se stai camminando non senti nessun freddo. No, questo non è lupo, mi sa. Essendo sul sentiero opterei più per cane domestico, perché per esempio i pastori tedeschi hanno la zampa molto simile a quella del lupo. Guarda che spettrale, fantastico. C'è un taglio là. E adesso potremo prendere questo sentiero qua che è il 985 988, che è quell'altro. Questo porta direttamente verso la Caserate. Ah, questo è il punto più duro. Poi spiana, forse. Qua abbiamo la croce. Questo è sempre 985. Se sei in bicicletta è più corta, soprattutto venendo in giù. Ci siamo? Eccoci alla Caserate. A dire che non era messa ma tan bene, soprattutto per far pernottamento. Non è male qua, Però so che là ci avevano fatto un deposito spazzatura, c'era il disastro qui. La ripulida. Sì, purtroppo le stufe non sono messe bene, sia qua che a Valle Fritz. No, ma è da avere paura a fare fuoco qua dentro. Sì, perché butta fuori proprio in alto dove c'è la zona letto. Se non si stacca addirittura il tubo della stufa, perché mi è successo mentre dormivo, ho sentito odore di fumo e c'era la curva della stufa che era venuta via, stava cadendo giù. Vecchio sentiero passa per di là. Ora scendiamo fino a intercettare la strada che è a circa 150 metri. Ah sì, l'altarino là sopra. Chiesa religiosa. È pieno qua di capitelli votivi. Serve sempre qualcosa, non si sa mai. Anche per i non credenti, perché qua quando
lì del camping. Questa l'ho fatta mi pare solo 2 volte, la prima in bici venendo su, però te la fai a piedi, tocca spingere. Sai, io sono povero, non posso permettermi grandi viaggi, devo contentarmi del piancavallo. Ho fatto tutte le gallerie. Boh, ma questa è sempre tutta. Guarda, non vedi com'è l'impronta che è così? Il lupo ce l'ha così. Ah, raccolta. Sì, perché quel tipo di impronta lì sarebbe un deficit per un lupo, perché gli disperde troppe energie. Quelli che seguono, ricalpestano le stesse orme, non va mai a zigzag come fanno i cani domestici, perché tende sempre in linea retta la sua andatura per ottimizzare il percorso nel minor tempo possibile senza faticare. Perché loro non hanno scorte di cibo a portata di mano, non hanno le scatolette, sì, se lo devono cacciare il cibo quando c'è. Eccoci di nuovo sulla strada. Qua siamo nella zona residenziale del Colalto, cioè appena sopra Piancavallo. Non è il Colalto inteso come montagna. Boh, ma abbiamo finito questa escursione. Ci vediamo al prossimo giro. Ciao, saluta. Ciao.